ordinata! Un minuto, salariere tu che non vuoi. Benissimo, ci cambi schittare picca, va bene? Ah, non dici che avendo i capi piccare le picciole. Ora, se ancora un minuto in merate subito le picciole, ma tanto fai da creatività. Scusasse, ma questa volta non potissi chiudere un occhio, poi mi compare Erika in di picca. Ma che picca avanti in moda, ma tu sai che pazzo? Lui è che ti chiude tutte le rue e mi fanno culo quando mangiano una panisana. Non c'è bisogno di fare tutto il suo capo, di fare tutto il suo catino, come chi vuole una ticca e picciolo. Avete ragione, io ce l'ho promesso, questo è di me, e avete non ci sono. Sì, ho capito, però io intanto i clienti la battere dalla bottiglia e il picciolo ancora non ne viste. Quando è camminato? Ma avete dato tutti i piccioli, ma avete dato, lo capito? Mi sento da cane, mi sento da cane. Scusasse, Cina, hai un tempo di ghirinto cappinetto. Un solo minuto, è mia, ti può cagare le sopra! Marina, scusate, ma quando pescando mi mangi un stomaco ed è difficile trattenerlo. Piacere, sono Giuseppe Musetti, l'esattore della banca. Sono stato mandato qui da lei per regolare alcuni conti. Ha detto conti? Sì, conti. Cosa mi siete buoni? Io ho capito, sono banca e conti. E io pure, forse non mi piccioli. Papà, avessi chiesto la quanta che mi futuro piccioli che nemmeno funzioni in America. Di qui. Prego, si accomodi. Ma esiste finta capizza è la vostra casa. Ecco. Cioè, aurora Casalucca! E manco mi sto aspettando! Andiamo sul ricciolino tuo! E poi mi sta aspettando! Ma che ti vuoi sta casa? Non mi fai chiamare la fiona. Vedessi che Archizio è una persona esatta. E che mi sono sbagliato? No, esattamente, chi ci mangia? Ah, guardi voi, i picciolini, i volete? Ma gli hanno la bana, sai, Sì, ma ora devo assumere io per la persona sbagliata addosso. Allora, vi prometto, carine, i vostri piccioli, vi fa sapere, va bene? E poi, scusa, tu mi diciste che un ricciolino dopo stava a dare picciole. Cioè tu hai diabete con tutto il paese e chi stu stava a dare picciole. Ma cosa mi pare scena? Aia, grazie a mia. Dai, a consentire il figlio. Grazie io. Vedete, a balanza il picciolo. Ma sai, non capito? Allora, che cosa significa? Che io questo picciolo posso pagare a lei e a tutto il paese, va bene? Oh, e continua a tuo. E allora che calmomino ti sia, che davi i piccioli? Volete che mi apre? Allora, magari, pure a me. Signore esatto, lei mi va scusare io. Dopo mai stato, poi lei prende un momento da... Ma non c'è se un caffè. No, grazie, il servizio non mi è permesso. Comunque, tornando a noi, ho così tanto da contare io. Così tanto da contare? Signore esatto, anzi esattore, mi scuserebbe, io non vorrei che lei si affaticasse a contare. Se vuole gli posso
posso dare una mano. Ma ti dico una mano, guarda, ci voglio pure loro. Ma se pure te, tanto. Sì, il vostro aiuto mi servirà al momento del trasporto. Per adesso pensiamo al presente, a quello che verrà dopo poi ci pensiamo. Mi scuserebbe un'altra volta, io giustamente non la vorrei a lei disturbare, ma mi faresti capire una cosa, ma non è come mi buttone, in sei sacchi. Sacchi? Quali sacchi? Non penso che i sacchi ne possano contenere la capienza. Questo significa che assolutamente assai che nelle sacchi non ci entrano? Certo signora, non ci volevano gente per capire certe cose. Ma quando mi capita che ho tutta sta fortuna! Fortuna? Se per voi questa è fortuna, mi sa che avete dei seri problemi. Giustamente, quando cantava a banca siete abituati a navigare da loro. E invece meschinette, poverette, siamo abituati a navigare normale dei guai. E tan scherzatamente, tutto sapeva fare tranne mia. Ma dico, vorresti capire una cosa, non se ne discorse, come vi vuoi fare queste picciole? A pantalone da 100 euro oppure tutta a segni? Come vi vuoi fare? Tutta a segni, guarda. I piccioli, Pensa che io sono venuto qui. Ah, ho capito. Finora io e lei non abbiamo parlato la stessa lingua, mi sa.